caro saluto a tutti, buona serata a tutti gli amici che sono qui questa sera, alle persone che tra poco parleranno e che presenterò tra pochissimo. Prima di cedere loro la parola ricordo il senso di questo nostro convenire, il senso di questa serata che intende ricordare a 30 anni dalla morte Don Antonio Denardi, una figura speciale di sacerdote, docente e studioso che anch'io ho avuto l'onore, anche se per breve tempo, di conoscere e apprezzare. Tra le varie pubblicazioni di Don Antonio sono da annoverare anche alcuni articoli pubblicati sull'Azione, il settimanale della diocesi. Mi riferisco in particolare a un articolo dedicato all'Alta Via dei Silenzi, pubblicato nel 1972, che proprio inaugurava, faceva conoscere in modo ufficiale questo percorso. È interessante anche l'approccio di Don Antonio che spiega il valore del silenzio in montagna in modo particolare. E poi altri 5 articoli sulle caratteristiche dell'altopiano del Cansiglio che sono apparsi sempre sul settimanale diocesano nel 1973. Dopo circa un anno di malattia, Don Antonio si spense qui in seminario nelle prime ore del 10 dicembre 1994. Allora ero un giovane seminarista qui in teologia e sono tanti i ricordi che mi tornano alla memoria relativi proprio a quegli anni. Mi ha aiutato a farli affiorare anche questa piccola pubblicazione editata un mese dalla morte nell'occasione del 30° e raccoglie il ricordo di Don Angelo Ranon, che allora era rettore del nostro seminario, e anche l'omelia funebre tenuta da Monsignor Eugenio Ravignani, allora vescovo della diocesi di Vittorio Veneto. Il funerale fu celebrato qui in cattedrale a Vittorio Veneto. Noi seminaristi abbiamo fatto servizio liturgico in quell'occasione. Prima di presentare e cedere la parola ai nostri relatori, invito innanzitutto Don Paolo Astolfo, rettore del seminario, per un breve indirizzo di saluto a tutti noi. Questa sera lo accogliamo con un applauso. Grazie Don Alessio per la disponibilità a moderare questa nostra serata e grazie a tutti i relatori che si succederanno nel tratteggiarci il profilo di Don Antonio questa sera. A nome mio, a nome della dottoressa Monica Camerin, che è direttrice del Museo di Scienze Naturali, dedicato proprio a Don Antonio Denardi, e a nome anche di tutto il seminario, vi do il benvenuto a tutti nelle diverse qualità con cui siete qui presenti questa sera, dai familiari di Don Antonio, al nostro sindaco, al nostro vescovo e a quanti hanno desiderato essere qui a condividere questo appuntamento di memoria. Saluto anche quanti ci seguiranno sulla Tenda TV nella diretta che sarà fra qualche giorno presentata sulla Tenda TV. Don Alessio ha appena fatto ricordo di questo piccolo testo editato proprio a un mese nel 30° della morte di Don Antonio. Me lo sono sfogliato anch'io in questi giorni e mi colpiva una frase che penso sia bella e dia luce, senso a questa nostra serata. La ricordava Monsignor Ravignani nell'omelia del funerale proprio oggi, 30 anni fa. È una frase di Don Antonio. Solo il Dio della vita può illuminarci sul senso da dare alla nostra. Ecco, penso che questa sera vorremmo così cogliere il segreto del senso della vita che questo cristiano, questo prete, questo rettore del seminario, ma anche questo professore e ricercatore appassionato di scienze naturali ha trovato nella sua esistenza, e così come ha appassionato tanti altri, e penso che la vostra presenza qui lo confermi questa sera, vorremmo che continuasse a illuminare un po' il senso per i giovani del seminario che oggi sono ancora qui in formazione, ma anche per tutti noi. Quindi un buon ascolto e una buona serata a tutti voi e grazie di essere qui con noi. Grazie Don Paolo. Tra noi c'è anche il vescovo, Monsignor Corrado Pizziolo. Lo invito a salire per un breve saluto. Anche al nostro vescovo un affettuoso applauso di accoglienza. Buonasera a tutti. Io non ho conosciuto Don Antonio Denardi,
Forse l'ho incontrato una volta che sono venuto sono venuto qui e ho cenato con gli insegnanti, ma non lo ricordo. Però ne ho sentito parlare e ne ho sentito parlare sempre molto bene. Lui era un insegnante di scienze naturali e appassionato anche del museo, che era sciato, lo testimonia. E si è trovato a vivere in un momento molto difficile della vita della Chiesa, in particolare dei seminari. E venendo qua ho capito che il seminario di vescovo di Vittorio Veneto e il vescovo di Treviso, probabilmente perché si conoscevano, il vescovo di Vittorio Veneto era originario di Treviso e Monsignor Mistrorigo era vescovo di Treviso, hanno fatto delle scelte abbastanza analoghe in quel momento, di fronte a questo momento di disorientamento del seminario. Io l'ho vissuto, quindi so bene com'era. E hanno pensato di risolvere un po' la crisi che c'era cambiando i superiori, sia a Treviso che... E tutti e due hanno scelto come rettore un insegnante del seminario che non era mai stato educatore, era insegnante ma non educatore. Ecco, a Treviso non è andata così bene. A Vittorio bisogna dire che Monsignor Antonio Denardi si è dimostrato all'altezza di questa situazione molto difficile. Lui non ha scelto certamente di diventare rettore, ha assunto questo compito con una saggezza e con equilibrio che gli sono riconosciuti da tutti. E quindi in quel momento bisogna anche dire che è stata un'ancora di salvezza proprio per il seminario e per la diocesi di Vittorio Veneto, tant'è vero che lo sento sempre ricordare con grande riconoscenza, con grande stima e apprezzamento, sia come insegnante sia anche come educatore, come rettore, che non era il suo mestiere, eppure l'ha fatto. Ecco, quindi un grande personaggio, diciamo, per la nostra diocesi, a cui va molta riconoscenza, e credo sia proprio anche giusto e doveroso fare questo ricordo. Grazie, Eccellenza. Questa nostra serata sarà suddivisa in due momenti. Il primo è più legato alla persona, Don Antonio. L'altro momento è più imperniato sui temi del suo studio, sui temi sui quali così ha profuso le sue energie come ricercatore. In questo primo momento, più di carattere testimoniale, saremo aiutati a ricordare Don Antonio nella sua veste di presbitero, rettore, docente e studioso in dialogo con le realtà culturali del territorio. Per questo interverranno i relatori qui alla mia sinistra, Monsignor Graziano Denardo, parroco delle parrocchie della Cattedrale di Salsa, ci parlerà di Don Antonio come prete e rettore del seminario, Antonella Uliana, già assessore alla cultura del comune di Vittorio Veneto, storico e critico d'arte, che ha avuto Don Antonio come docente all'Istituto Santa Giovanna d'Arco. E poi Livio Caberlotto, socio del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, storico egli stesso, che ha potuto appunto conoscere Don Antonio come insegnante e ricercatore in dialogo con le realtà culturali appunto del territorio. Non aggiungo altro, la parola a Don Graziano. Ricordi personali. Il primo ricordo di noi, allora ragazzi seminaristi, è del professor Denardi, insegnante di matematica e scienze alle medie. Amavamo la sua chiarezza, precisione nell'esposizione, tratti su cui altri parleranno tra breve. Un successivo ricordo negli anni delle superiori è legato alla montagna. Quella escursione alle sorgenti del Piave, quando facemmo conoscenza con una pianta carnivora presente nella flora alpina, cosa inimmaginabile per noi. E soprattutto l'indimenticabile avventura della nostra prima via ferrata con la sua guida, la ferrata delle Mesules sul Sella, privi di attrezzatura. Con lui la montagna diventava uno scrigno aperto che rivela i suoi segreti e fu subito passione. Una sua preghiera. O Signore,
concedi a noi la semplicità della montagna, affinché il nostro cuore ritrovi nella trasparenza delle sorgenti la generosità di donarsi, la tenerezza di comprendere, la fedeltà di fare solo il bene. La preghiera poi continua chiedendo: concedici la purezza della montagna, la forza della montagna, la sublimità della montagna. Attraverso l'immedesimazione nelle caratteristiche della montagna, Don Antonio esprime i suoi ideali di vita, un'etica forte e una spiritualità che apre all'infinito. E poi l'astronomia. Durante gli anni del liceo alcuni di noi andavamo con lui, con la sua 500 bianca, mi pare, vero? Alle lezioni che il professor Romano dell'Università di Padova teneva al Collegio San Pio X a Treviso. E non mancava poi di tirar fuori i telescopi, posizionandoli con cura nella nostra grande terrazza, e di farci guardare attraverso quell'oculare che ci avvicinava a ciò che è molto lontano: Giove, Saturno, i suoi anelli, le Pleiadi, ammassi stellari, nebulose. Ci si sente piccoli, si ha una più reale misura del nostro limite. In una sua preghiera, che riprenderò poi alla fine, dice: una stella differisce da un'altra nella lucentezza, e la mia è piuttosto un meteorite spento e svagato, ma tant'è. E tutte le stelle formano il firmamento, guai se ne mancasse una. Anche il vagare stanco, starei per dire inutile, della mia pochezza. Ricordo queste esperienze che ho citate, vissute grazie a Don Antonio, come dei semi generativi che poi ti attecchiscono dentro e ti aprono l'orizzonte, soprattutto da giovani. Aprono a che cosa? Alla vita. Attivano desideri di capire, di conoscere, di studiare, di meravigliarsi. Un giovane ha bisogno di chi l'aiuta a desiderare più in grande. Con tutto questo egli era educatore degli animi. Non posso non ricordare anche quel momento più amaro. Da vari anni, precisamente dal 72, come ricordato, Don Antonio era rettore del seminario. Erano anni difficili, appena stato ricordato dal nostro vescovo. Il seminario stava vivendo un passaggio epocale, la transizione dalla precedente impostazione alla ricerca di un nuovo volto. Verso la fine degli anni 70 noi eravamo studenti di teologia e ci stavamo appassionando a modo nostro alla vita pastorale della diocesi. Sentivamo nel presbiterio muoversi critiche e sollevare interrogativi su tante cose. E anche noi studenti di teologia avevamo tante inquietudini. In un'assemblea del clero, proprio in questa aula magna, uno di noi prese la parola a nome del gruppo e lesse un testo che manifestava l'ansia del nuovo e anche osservazioni critiche sulla conduzione del seminario. Ricordo le parole di Don Antonio nei giorni successivi, misurate ma colme di amarezza. So anche che ci perdonò. Io e i miei compagni abbiamo sempre sentito negli anni successivi tanta benevolenza da parte sua nei nostri confronti. E nell'omelia, nel giorno del funerale, il vescovo Eugenio Ravignani disse: comprendo, per averla io stesso provata in quegli anni, quale peso sia stata per lui la responsabilità di rettore del nostro seminario. So con quale nobiltà d'animo e con quale serena consapevolezza abbia vissuto questo ufficio, nel rispetto della personalità di coloro che dovevano diventare i sacerdoti della nostra Chiesa. Ma forse non sappiamo, e magari non sapremo mai, per quella discrezione severa di cui circondava la sua persona, pur nella cordialità dell'amicizia, quanto siano costati a lui questi preti che oggi lo ricordano. Significativi questi rilievi del vescovo. Generare dei preti costa, e quanto mai azzeccata la sottolineatura della nobiltà d'animo di Don Antonio. Cos'è la vita? In una sua omelia del 94, Don Antonio
commentava il brano biblico di Gesù che risuscita la ragazza, Talita Cum, e si chiedeva che cos'è mai questa vita che diamo per scontata e sulla quale apriamo gli occhi solo quando sperimentiamo la potenza del suo contrario, cioè della malattia e della morte. Consapevole, come dice, che questa vita non possiamo darla per scontata, Don Antonio si è applicato a studiare con intelligenza e passione il vasto campo delle scienze naturali, ma ha sempre avuto chiara la consapevolezza, come dice lui subito dopo nell'omelia, che neppure i biologi più famosi sanno definire la vita e aggirano l'ostacolo parlando delle caratteristiche degli esseri viventi. E continuava: la vita, questo unico, questo assoluto che sta dietro le sue molteplici espressioni, nel fiorellino di un giorno, nel fragile insetto che ci ronza attorno, nel camoscio che sfreccia veloce sulle rocce dei nostri monti o nell'uomo che naviga nello spazio. Dio vuole dirci con la sua parola che la vita non sta nel semplice fatto di esistere. Don Antonio amava conoscere e interpretare il linguaggio del cosmo attraverso le scienze, mosso dal desiderio di capire principalmente il mistero dell'uomo nella luce della fede. E continuava: per l'uomo essere razionale non basta esistere per dirsi vivo. Ha la capacità, direi la necessità, di riflettere sul fatto dell'esistenza, di averne coscienza, di interrogarsi sui perché. Si vive effettivamente solo quando si sa perché si vive, quando si è scoperto quale compito, finalità si deve dare alla propria vita per valorizzarla in pieno. Solo il Dio della vita può illuminarci sul senso da dare alla nostra vita. La frase citata anche prima dal Rettore. Cristo è l'unica parola che può dire qualcosa di sicuro per l'uomo. Lui è la via, la verità e la vita. Lasciamoci prendere la mano da Lui. Talita cum, fanciulla, ragazzo, adulto, anziano, vivi la tua vera vita, quella vita che io ti ho donato. Fu sempre in ogni occasione il sacerdote che cercava e amava intensamente il volto di Dio nel bello, nella natura, nell'arte, nell'uomo. Il tempo della malattia. Ho citato già questa sua frase. Sulla vita apriamo gli occhi solo quando sperimentiamo la potenza del suo contrario, cioè della malattia e della morte. Vennero per lui i giorni della malattia e si rese conto che il male procedeva inesorabile. Questo è un pensiero scritto in quei giorni. Nel sì della morte si raccoglie tutto il meglio della vita per offrirlo a Dio. Questo sì va lungamente preparato. Giorno per giorno bisogna imparare a morire. Bisogna maturare per la morte. La morte è la maniera più umana e più alta di vivere. Ricordando questi ultimi suoi giorni, Don Angelo Ranon, che 1 anno e mezzo dopo l'avrebbe seguito in cielo, scrive in quel testo prima ricordato: il suo studio e la sua camera divennero il luogo della sua sofferenza e della sua preghiera. Si usciva dalla sua stanza commossi, colpiti dalla sua umanità limpida e serena, dalla forza d'animo con cui affrontava la malattia, dalla sua fede tenace e sofferta. Ci chiedeva un'Ave Maria e una benedizione. Ci chiedeva dunque di essergli fratelli e al tempo stesso donava a noi quella sua umile forza e la luce di un affidamento. Il vescovo Ravignani disse: questa sua immolazione la visse in Cristo e con Cristo. Anni prima, nell'omelia in morte del Papa Giacomo, aveva detto: anche sotto il gelo della neve, si dice, permane la vita. E se la neve nasconde miliardi di fiori in attesa di rinascere, perché la terra non dovrebbe celare miliardi di corpi in attesa di risorgere?
Conservo, e concludo, da anni un testo di Don Antonio che reca la data 21 dicembre 1986. È un dialogo personale con il Signore, ispirato al Magnificat di Maria. Voglio dirti il mio Magnificat, questo è quanto ha in cuore. Ecco le sue parole. Posso tentare di lodarti questa sera, cantarti in questo vespro il mio Magnificat, dicendoti almeno una volta che sono contento, che non mi nascondo le difficoltà, la stanchezza, il disincanto, la delusione, ma che pure al di là di tutto avverto in me l'opera discreta e amorosa della tua iniziativa, il lavoro che compio, le amicizie che intesso con i coetanei, gli amici e con gli alunni, questa stessa preghiera che sto facendo, ogni cosa è dono, tutto è grazia, tutto è tuo dono gratuito. Ecco, la mia povertà che mi dovrebbe pesare addosso mi si rivela allora come una carezza, una tua dolce carezza. Ti lodo per le scelte compiute quando ho deciso di aderire a te o di lasciarmi sedurre da te, nonostante le mie resistenze. Sono felice e ti lodo, perché io sono io e tu sei tu. L'anima mia ti magnifica e ti loda. Grazie. Lascerei senza commenti proprio la parola a Antonella Uliana, che ci aiuta a ricordare Don Antonio soprattutto come docente. Devo confessare che non è facile prendere la parola dopo un discorso così profondo, così sentito e davvero coinvolgente. Ma a me è stato chiesto di ricordare Don Antonio come ex allieva, e quando Monica Camerin mi telefonò quest'estate per chiedermi un ricordo, perché con lei avevo più volte parlato di Don Antonio Denardi, io mi trovavo in Cansiglio, quindi nel territorio dove lui aveva tanto studiato, che lui aveva percorso, che conosceva molto bene. Immediatamente e con grande gioia dissi sì, ci sarò quella sera. Quindi eccomi qui per ricordarlo a nome mio, ma per ricordarlo anche a nome degli allievi, ex allievi, compagni miei di classe, che hanno avuto la fortuna di conoscerlo nel ruolo di docente, di professore di scienze. Lui arrivava dal seminario con la borsa di pelle sotto il braccio, a passi lunghi e veloci, e in pochi secondi percorreva le scale. È un ricordo che abbiamo tutti, come se scivolasse sopra questi gradini. Era già sul pianerottolo ed entrava in quella grande aula che improvvisamente diventava silenziosa. Tutti noi allievi eravamo in piedi ad aspettarlo. Lui ci guardava da dietro le lenti spesse e accennava ad un sorriso. 37 paia di occhi lo ricambiavano, perché sì, in quella quarta del 76 eravamo in 37. Il ricordo delle ragazze che poi erano tutte con il grembiule nero e il colletto bianco, come all'epoca era imposto. L'approccio immediato di Don Antonio, che era il nostro professore di scienze, e noi lo sentivamo vicino a noi giovani. Aveva con noi un rapporto empatico nel trasmettere le sue conoscenze. Lo ricordiamo tutti con stima, con affetto, con gratitudine, perché il suo modo di relazionarsi con noi era un modo da docente, ma anche profondamente umano. E noi lo ricordiamo tutti come un professore a noi vicino,
un ricordo che è presente, vi assicuro, nel cuore di ognuno di noi. Io l'ho potuto percepire proprio sentendo le parole che i compagni mi hanno consegnato per trasmetterle nell'incontro di questa sera che lo ricorda. Il ricordo è quello di un professore carismatico e con grandi capacità comunicative. Qualcun altro dice appassionato e paziente con gli studenti. Semplice ma di grande cultura, scrigno aperto di conoscenza, maestro rigoroso e acuto. Qualcuno lo ricorda come qualcosa di veramente speciale per la capacità che ci metteva e l'entusiasmo che ci metteva quando spiegava. Molti ricordano la visita che lui ci fece fare all'Osservatorio Astrofisico di Asiago, perché per molti di noi fu, forse per tutti, il primo approccio con il fascino del cielo e quel mondo sovrasensibile che poi molto guarderemo anche in futuro. Chi ha proseguito gli studi lo ricorda con grande riconoscenza, perché gli riconosce il merito di aver fornito delle solide basi metodologiche. Il nostro professore, Don Antonio Denardi, questo è il ricordo di una mia compagna di classe, indossava la semplicità nella ricerca della conoscenza dai fossili alle stelle, con la vibrazione continua della luce del suo sguardo e con la leggerezza dei suoi passi ci ha accompagnato a guardare e vivere la vita con gli occhi del cielo e della terra. Riconoscenza quindi da parte di tutti e gratitudine. Mi permetto, come mi è stato chiesto, un ricordo del tutto personale. Avevo 17 anni e con la franchezza, l'immediatezza anche tipica di quell'età, gli dissi quando lo conobbi: non so se studierò la sua materia, perché i giovani studenti parlano così. L'ho imparato poi anche insegnando per tanti anni. Io gli dissi: preferisco occuparmi di arte, di pittura, di scultura, di poesia. Lui mi guardò con gli occhi che erano diventati 2 fessure e non disse nulla, ma sorrise, con quel sorriso che vediamo in questa bellissima foto. È proprio lui in questa foto, entrando l'ho immediatamente rincontrato. È strano quindi che dopo pochissimo io mi trovai a cambiare completamente posizione e idea. Mi appassionai alla sua materia e lo seguivo con animo aperto e volontà di crescere al suo insegnamento, con il suo insegnamento. Quindi decisi ad un certo punto che forse potevo anche lasciare da parte per un po' i miei amati artisti e occuparmi e interessarmi di studi stratigrafici, tettonici, idrogeologici, geomorfologici, tutte parole che per me fino a quel momento non dicevano nulla o avevano qualche cosa di assolutamente incomprensibile. E quindi decisi di cominciare a trovare quella bellezza che mi veniva incontro dalle opere d'arte nel territorio dove vivevo, il territorio della mia città di Vittorio Veneto, e cominciai con lui ad andare alla scoperta dell'ambiente e di quelle antiche testimonianze di vita fossilizzate, bloccate all'interno delle pendici delle colline vittoriesi. Quindi ricordo lo scavo, ricordo la macchina fotografica, ricordo come fu allora che imparai che non capivo perché aveva sempre questo pacchetto di cerini in tasca. Capii allora che quello serviva per mettere vicino al fossile ad avere la reale dimensione di quel ritrovamento.
Ecco, la sua capacità anche didattica nell'utilizzare strumenti e metodologie che all'epoca erano assolutamente all'avanguardia. Come si poteva non rimanere affascinati da uno studioso che descriveva così Vittorio Veneto e le sue colline? Sono le sue parole. Vittorio Veneto si identifica in particolare proprio con le sue colline che la cingono e la proteggono da ogni lato e tra le quali si adagia e si insinua pigramente occupando una vasta concla fluvio glaciale, quasi abbracciata entro la valva di un'ampia e delicata conchiglia. Alle spalle protettive le dorsali del Visentin e del Pizzoc. Ecco, lui mi fece capire che io, ma lo scrive proprio, avevo una visione elementare ed emotiva del paesaggio, un rapporto estetico con il paesaggio. Vedevo il paesaggio come quello che poi poteva essere trasportato su una tela dal pennello di un artista o su un foglio dai versi di un poeta. Bene, lui mi fece capire che bisognava andare a comprendere che cosa ci stava dietro a questa bellezza, che cosa aveva determinato quelle formazioni, quelle linee, quei colori. Beh, io poi all'università continuai con la mia passione e studiai storia dell'arte, ma una lezione io e i miei compagni l'avevamo sicuramente compresa da Don Antonio De Nardi, e cioè che la natura ha una sua intrinseca bellezza che vale la pena di scoprire, di conoscere e sicuramente di poter amare. Grazie. Grazie. Ed ora la parola a Livio Caberlotto, socio del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche e anche ex allievo di Don Antonio. Prego. Grazie. Il rapporto di Don Antonio con il Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche è stato un rapporto soprattutto di amicizia personale con le persone che nel lontano 1981 hanno dato vita a questa associazione che ha lo scopo di approfondire la ricerca e diffondere la conoscenza sugli aspetti storici, artistici, culturali e ambientali del nostro territorio, del territorio cenedese, che sostanzialmente coincide con il territorio della diocesi tra Piave e Livenza. Io li vorrei ricordare queste persone che hanno fondato il Circolo Vittoriese, perché sono queste le persone che hanno avuto un rapporto diretto con Don Antonio. Bruno Dallanese, Ido da Ros, Maurizio Lucheschi, Giacomo Petterle, Giuseppe Palugan, Vittorino Pianca, Italo Quadrio, Giacomino Rova, Vincenzo Ruzza, Monsignor Basilio Sartori, Aldo Toffoli e Eugenio Tranchini. Quindi persone che in tutti questi anni hanno sicuramente approfondito la storia e la ricerca su Vittorio Veneto. Con queste persone Don Antonio ha sviluppato un rapporto consolidato di amicizia e di collaborazione, tanto che qualche anno dopo, 1983, una delle prime visite guidate che il circolo ha organizzato è stato in Cansiglio e la guida era Don Antonio. Chiaramente perché era all'epoca, e lo è tuttora, uno dei più profondi conoscitori di quel territorio. Gli anni successivi, i rapporti tra Don Antonio e il circolo sono consistiti in delle conferenze e su un tema che evidentemente è stato ricordato, gli stava molto a cuore, cioè l'astronomia. In quel tempo lui si dedicava a questi studi e ha raccolto il frutto dei suoi studi con una conferenza nel 1985 dal titolo Gli astronomi locali.
proprio nel tentativo, come sta facendo il Circolo tuttora, di recuperare dall'oblio personaggi del nostro territorio che hanno dato lustro nell'epoca in cui sono vissuti appunto al nostro territorio. Chi sono questi astronomi locali? Sono Giuseppe Lorenzoni, nativo di Rolle, di Cison, allievo di questo seminario, prima di di laurearsi a Padova, dove poi diventa professore di astronomia e direttore dell'Osservatorio Astronomico di Padova, la famosa Specola. Anton Maria Antoniazzi di Collalto, che all'epoca era sotto Refrontolo, che è un allievo di Lorenzoni e che poi gli subentra come docente di astronomia e direttore dell'Osservatorio di Padova. E infine Giuseppe Alessandro Favaro di Revine Lago, anche lui allievo del seminario, e poi laureato in matematica e poi è diventato direttore di vari osservatori in diverse città italiane, finché è ritornato a Revine, dove è morto nel 1961. Fece un'altra conferenza nel 1993, quindi poco tempo prima della sua scomparsa, dedicata esclusivamente a Giuseppe Lorenzoni. Mentre invece ha collaborato con due soci del circolo, Giovanni Tomasi e Giuseppe Grava, per una pubblicazione del comune di Revine in ricordo appunto dell'astronomo Giuseppe Alessandro Favaro. Questo rapporto deve essere stato, io non posso esserne testimone, all'epoca non ero ancora socio del circolo, ma deve essere stato sicuramente molto rilevante, tanto è vero che alcuni mesi dopo la sua scomparsa, a maggio del 95, il circolo vittoriese gli dedica un opuscolo in cui sono raccolte delle testimonianze ed è raccolto un articolo che lui scrisse per l'Ateneo di Treviso appunto sul paesaggio vittoriese appena citato. In questa pubblicazione l'architetto Franco Posocco e il professor Mattana dell'Università di Padova dicono tra i suoi tratti caratteristici la propensione dello studioso che osserva e descrive la natura con originale partecipazione. Emerge inoltre la figura del naturalista vecchio stile, con sapere non limitato e settoriale, ma con la capacità di spaziare con grande intelligenza da un settore disciplinare all'altro, sempre alla ricerca di significative correlazioni. Personalmente posso testimoniare che effettivamente è stato così, avendolo avuto come insegnante di geografia e di scienze naturali nelle aule di questo seminario. Il suo costante impegno, posso testimoniare, nell'esercitare gli studenti alla gioia della ricerca, della scoperta, del riconoscimento di un fiore raro, di un uccello poco comune, di un fossile. Quindi i compiti a casa non erano solo lo studio teorico e la soluzione dei problemi, ma erano anche le passeggiate sui colli di Ceneda, alla scoperta della flora locale, da raccogliere poi in erbari, che lui analizzava minutamente. Le sue lezioni erano sempre una piacevole novità. In geografia la proiezione delle diapositive dei suoi viaggi in giro per l'Europa. Per noi studenti, siamo a metà degli anni 60, chiaramente erano mete ancora irraggiungibili. La visita nei seminterrati del seminario, dove c'erano le raccolte scientifiche che adesso sono confluite nel museo a lui dedicato. La passeggiata nei giardini del seminario
per imparare a riconoscere le diverse piante presenti e poi elencarle nel quaderno di scienze. Sono i tratti caratteristici di uno studioso che vuole rendere partecipi i suoi allievi della grandezza della scienza, attraverso la sperimentazione visiva e tattile, passando quindi dal piano teorico ad una vera esperienza di vita. Ho trovato un articolo che lui ha scritto nel 1992, sempre per l'Ateneo di Treviso, intitolato La cultura scientifica nella tradizione scolastica del seminario vescovile di Vittorio Veneto. E qui credo ci sia la chiave, perché tutto questo che è stato descritto deriva, secondo me, dalla consapevolezza di essere pienamente sacerdote e sacerdote di questo seminario. In questo articolo, dopo aver ripercorso, l'introduzione delle materie scientifiche avvenuta all'inizio dell'Ottocento in seminario e aver ricordato i sacerdoti che l'avevano preceduto nell'insegnamento delle materie scientifiche, conclude: va sottolineata l'apertura mentale e la sensibilità del corpo docente del seminario, che seppe cogliere le varie stimolazioni dei tempi nuovi e inserirsi efficacemente nel solco di una tradizione ecclesiastica che non fu mai estranea agli interessi scientifici, ma che ebbe spesso un ruolo di guida e di propulsione nello studio della storia naturale, superando quindi la contrapposizione tra materie umanistiche e materie scientifiche. Concludendo, ritengo che Don Antonio, per quello che ho potuto leggere, conoscere, sperimentare con la conoscenza, sia stato un sacerdote che ha saputo rendersi prossimo agli altri con il bene più prezioso di cui era dotato, una profonda cultura del creato, in anni in cui ancora non era pienamente matura la consapevolezza della responsabilità che abbiamo di conoscere, ammirare, salvaguardare e difendere questo bene prezioso che abbiamo tutti ricevuto da Dio. Grazie di cuore di queste 3 testimonianze. Invito a scendere, così diamo la possibilità agli altri 3 relatori di salire. Grazie ancora. Approfitto, anche un applauso a Mattia qui, del studente di teologia che cura la parte tecnica tra poco, soprattutto la proiezione delle immagini. Invito a salire gli altri 3 relatori: Giuseppe Borziello, Francesco Mezzavilla e Veronica Borsato. Nel mentre, che si siedono qui alla mia sinistra, racconto un piccolo ricordo personale. Ricordo in particolare Don Antonio, un incontro che è venuto a fare alla comunità vocazionale di Premaor, prima del seminario, fino a qualche anno fa. La comunità vocazionale si trovava appunto a Premaor e una sera, invitato da Don Giorgio Maschio, venne a parlarci proprio della conformazione morfologica di alcune zone dell'Europa e in particolare della Turchia. Ricordo le diapositive di cui si faceva cenno prima e così della sua profonda conoscenza nell'ambito geologico, mineralogico. Non sapevo dell'astronomia, ma anche quella è una dimensione molto importante della sua conoscenza, dei suoi studi e dei suoi approfondimenti. Non c'è più Mattia. Va bene, allora veniamo alla seconda parte della nostra serata, in cui portiamo la nostra attenzione più direttamente proprio sui temi che erano oggetto di studio dell'indagine di Don Antonio e che sono stati in modo speciale la configurazione morfologica e la fauna del Cansiglio e più in generale delle prealpi venete,
anche se non solo queste, appunto la Turchia, anche l'Europa e anche l'astronomia abbiamo scoperto questa sera. Presento i relatori: alla mia sinistra Giuseppe Borziello, operatore naturalistico e culturale, accompagnatore di escursionismo del CAI, Club Alpino Italiano, guida naturalistico ambientale, autore di numerose pubblicazioni a carattere escursionistico e naturalistico, già componente del Comitato Scientifico Veneto-Friulano-Giuliano del CAI. Sempre alla mia sinistra Francesco Mezzavilla, biologo e faunista, collaboratore con diversi istituti ed enti pubblici, ha svolto indagini e ricerche in campo faunistico e ambientale, in modo particolare nell'ambito dell'ornitologia e teriologia, che riguarda il mondo dei mammiferi, se non vado errato. Situata localmente e regionalmente, numerose, anche in questo caso, le sue pubblicazioni. Veronica Borsato, ex alunna di Don Antonio, laureata in scienze naturali e scienze biologiche, ha conseguito anche un dottorato di ricerca in questi ambiti, innamorata del Cansiglio, ha contribuito in modo significativo nella organizzazione del Museo di Scienze Naturali, di questo ci parlerà questa sera, oltre che della sua esperienza come ex alunna. Non aggiungo altro, lascio subito la parola a Giuseppe Borziello. Preferirei stare in piedi, se possibile. Sì, allora abbiamo il microfono portatile. Buonasera a tutti, buonasera Eccellenza, e grazie agli organizzatori di avermi invitato. Sono un po' emozionato perché mi rendo conto che è una occasione importante questa, e la sala è bellissima, è splendida, e mi affido alla vostra comprensione perché mi è stato chiesto di tratteggiare in maniera un po' veloce alcuni aspetti delle montagne di Vittorio Veneto, Cansiglio, Alpago, con particolare attenzione agli aspetti geologici, geomorfologici, a cui però ho voluto appiccicare qualche cenno velocissimo sul resto e in particolare sulla storia dell'uomo. Tutto questo in un tempo abbastanza breve. Dico subito che io non ho una formazione accademica specialistica nelle materie di cui parliamo stasera, ma ben altra, ma ho tanta passione e purtroppo non ho conosciuto Don Antonio De Nardi, però di quello che ho ascoltato stasera sulla sua vicenda di sacerdote e di docente, ecco, mi fa rimpiangere di non averlo potuto conoscere. E molto sommessamente, umilmente, però voglio dire che mi ci sento un po' vicino, in quanto da semplice appassionato di scienze naturali, del mondo naturale, mi pare di avere un approccio non dissimile, no? Nella meravigliosa, multiforme varietà di organismi e di situazioni non biotiche che la natura ci presenta, non riesco a vedere solamente i meccanismi dell'evoluzione naturale, ma mi pare di cogliere qualcosa di infinitamente più grande, di infinitamente più meraviglioso. Va bene, ho preparato una breve presentazione. Mi scuso se questa presentazione avrà un taglio che può sembrare un po' didattico, ma io sono abituato a preparare queste cose per delle serate, dei cicli di conferenze, dei corsi, soprattutto in ambito club alpino, e quindi il taglio che solitamente do a queste presentazioni è appunto quello che vedrete stasera. Andiamo veloci. Sì, una pagina iniziale con un po' delle pubblicazioni che trovano posto nella mia biblioteca personale,
per dire che ad esse ho fatto riferimento nel preparare questa sera, e in particolare questo bel libretto che è anche scaricabile in PDF dal sito di Veneto Agricoltura, che si chiama Appunti di geologia, Altopiano del Cansiglio, edito appunto da Veneto Agricoltura. Sul sito di questa agenzia regionale si può scaricare, come dicevo, il PDF, e ho utilizzato soprattutto il materiale contenuto in questo libretto, in particolare i bellissimi disegni della geologa e disegnatrice Elena Anna Manfrè, che ho sentito e che è un'amica e che mi ha dato libertà di utilizzarli per questa sera. Andiamo pure avanti. Ecco, questa è una cartina geologica del Cansiglio. Adesso immagino che dalla sala non sia semplice leggerla, vediamo però tanti diversi colori, e in alto a sinistra il lago di Santa Croce, che fa un po' da limite, no? a nord-ovest, no, scusa, all'altopiano del Cansiglio e ai Monti dell'Alpago. I diversi colori evidentemente vanno a individuare formazioni rocciose diverse che adesso velocemente cercheremo di esplorare. Grazie. Allora, tutta la vicenda geologica che possiamo ricostruire passeggiando per il Cansiglio e l'Alpago inizia all'incirca 200 milioni di anni fa, l'altro ieri, rispetto all'abisso del tempo geologico. Tutto quello che è venuto prima non è che manca, ma è sepolto, è nelle profondità della Terra e quindi non emerge nel territorio che stiamo considerando stasera. 200 milioni di anni fa c'era ancora Pangea, questo supercontinente, con una grande incisione, il grande golfo oceanico della Tetide, ma si stava fratturando Pangea, si stava aprendo l'Oceano Atlantico che andava a separare Eurasia e Africa, che per quel tempo chiamiamo Gondwana, dalle Americhe, e questa apertura dell'Oceano Atlantico provocava di riflesso l'apertura di un altro piccolo oceano che non esiste più e che gli studiosi italiani chiamano Oceano Ligure Piemontese. Nell'arco di circa 150 milioni di anni la fratturazione di Pangea prosegue, va completandosi, si separano le masse continentali, si verificano dei fenomeni soprattutto di distensione della crosta terrestre, quindi di assottigliamento, e vediamo la placca africana che inizia un movimento di rotazione verso nord-est, diciamo in senso antiorario, che la porterà poi a collidere con la parte superiore della vecchia Pangea, cioè con la placca eurasiatica. Tutto questo ci riguarda perché il nostro territorio, che allora era pressoché totalmente sepolto, cioè sommerso sotto un mare di diversa profondità, poi verrà portato in emersione proprio da questa collisione di queste placche continentali. Ecco, cominciamo quindi a dire che nel Giurassico, 200 milioni di anni fa, esiste una grande piattaforma carbonatica semisommersa che esisteva nell'epoca precedente. Per i fenomeni distensivi della crosta che abbiamo accennato prima, va fratturandosi in più porzioni di piattaforma. La piattaforma friulana, la piattaforma trentina, fra loro separate da un bacino di mare più profondo 1 migliaio di metri circa, che è il bacino di Belluno. Oltre la piattaforma
trentina esisteva un altro bacino di mare profondo, il bacino lombardo. Il territorio che ci riguarda è proprio al margine occidentale della piattaforma friulana, ad affacciarsi sul bacino di mare profondo che chiamiamo bacino bellunese. Avanti. Ma che cos'era una piattaforma carbonatica? Adesso le possiamo vedere degli esempi molto esplicativi se andassimo alle Bahamas. Non so quanti di noi presenti questa sera sono state alle Bahamas. Io no, non so se avrò tempo di andarci. Tuttavia una piattaforma carbonatica ha quella struttura che vediamo in quel disegno lì in alto. Una scogliera che la separa dal mare profondo, dal bacino profondo, una scogliera che digrada lentamente con una scarpata e che protegge al suo interno una bassura, una zona un po' depressa, di solito ricoperta da un ambiente lagunare, quindi di acque salmastre di limitata profondità. Questa fondamentalmente è la struttura di una piattaforma carbonatica e nel periodo giurassico di cui stiamo parlando le piattaforme carbonatiche come quella friulana avevano un'estensione enorme. Si prolungava la piattaforma friulana verso l'Ungheria a nord-est e verso l'attuale Puglia a meridione. Cosa c'era nel mare? Nel mare evidentemente c'erano organismi molto diversi da quelli che conosciamo adesso, in particolare organismo caratteristico del periodo, le ammoniti, che erano dei molluschi bivalvi che potevano, dei molluschi gasteropodi che potevano raggiungere anche dimensioni notevoli, e lì vediamo la foto di un fossile. Le fotografie sono tutte del sottoscritto, i disegni e le cartine come indicato nelle didascalie. Andiamo avanti. E la piattaforma com'era? Per il territorio che ci riguarda avevamo la scarpata che digradava nel bacino di mare profondo, il bacino bellunese, avevamo la scogliera che proteggeva, come abbiamo già visto, una laguna interna, e nella laguna interna, nella laguna retrostante, c'erano alcune isole emerse. Viene spontaneo il paragone con la laguna di Venezia attuale. La genesi morfologica è diversa, la genesi geologica è diversa, però può darci un'idea di quello che poteva, su estensioni molto più grandi, come dicevamo, come poteva essere la piattaforma friulana. Fra gli organismi biocostruttori, come si dice, cioè quegli organismi che hanno contribuito alla costruzione della scogliera e dei fondali della piattaforma, in quell'epoca la fanno un po' da padrone le rudiste. È un gruppo di molluschi bivalvi che non esiste più, che insieme alle ammoniti che abbiamo visto prima si estingueranno a fine Cretaceo, 66 milioni di anni fa, come dico sempre, settimana più, settimana meno, insieme ai dinosauri e altri organismi a noi più noti, con la storia di quel famoso asteroide che venne a cascare sull'attuale penisola dello Yucatan e che provocò un disastro inimmaginabile. Ecco, le rudiste erano questi molluschi, anche questi potevano raggiungere dimensioni notevoli, molluschi molto particolari, bivalvi. La valva inferiore è quella che vedete nella fotografia in alto e che si radicava al terreno, si infiggeva nel fondale di questo mare poco profondo. La valva superiore, forse la intravedete,
nella foto che è più in basso, era proprio una specie di coperchietto, di opercolo che andava a chiudere, a proteggere la valva inferiore dove era alloggiato il mollusco, l'animale vivente. Andiamo avanti. Passano i milioni di anni, ci sono diversi eventi di abbassamento del livello relativo del mare o di innalzamento, con conseguente, diciamo, avanzata del mare e regressione del mare, ma la tendenza è quella di un progressivo annegamento della piattaforma con una progressiva invasione del mare verso la piattaforma friulana e quindi un approfondimento dei fondali. Si crea una retroscogliera in posizione più interna. In qualche modo possiamo farla corrispondere al ciglione orientale dell'attuale Cansiglio, e qui troviamo un altro gruppo di rudiste, di molluschi bivalvi, diversi dalle rudiste coniche che abbiamo visto prima. Sono delle rudiste che hanno una valva un po' avvoltolata su se stessa, sono le rudiste caprinidi. Si trovano, o si dovrebbero trovare, credo che qualcuno abbia lavorato troppo di scalpello in quella zona, soprattutto nella zona del Cansiglio orientale che è chiamata significativamente Col dei Scios. Perché Scios? Perché Sciosi, voi il veneto lo parlate con un accento migliore del mio, gli Sciosi sono le lumachine, no? E come vedete nella foto in basso a sinistra, queste rudiste caprinidi fossili spesso hanno un aspetto di lumachina. Andiamo avanti. 5-10 minuti. Andiamo avanti veloci. Alla fine la piattaforma friulana annega completamente, viene completamente sommersa, si formano altre rocce. Se prima avevamo un calcare più massiccio, quello che poi è il calcare arrudiste del Carso Triestino e che in qualche maniera è simile al calcare della scarpata che troviamo sui nostri monti dell'Alpago e sulla scarpata del Cansiglio, in questo periodo, nel Cretaceo terminale, troviamo delle formazioni diverse di mare più profondo che sono le scaglie, scaglia grigia, scaglia rossa. Avanti. Ecco, qui vediamo i monti dell'Alpago come si vedono dalla piana del Cansiglio e in basso il disegno con un'interpretazione geologica di queste montagne. Avanti. Facciamo una corsa veloce nel tempo, arriviamo a circa 20.000 anni fa e siamo nel pieno dell'ultimo periodo glaciale, l'ultimo massimo glaciale. Un grande ghiacciaio, il ghiacciaio del Piave o della Piave, se preferite, occupa una vasta porzione di territorio e in esso va a confluire un piccolo ghiacciaio secondario che scende dal Monte Cavallo. Questo ghiacciaio va a lambire il margine nord-occidentale del Cansiglio e al suo ritiro si formerà un lago che poi si interrerà, si trasformerà in torbiera, che è il Palughetto. Andiamo avanti. Nel frattempo queste rocce che si sono deposte nelle condizioni che abbiamo descritto prima sono rocce carbonatiche, cioè fondamentalmente composte da carbonato di calcio. Le spinte tettoniche dell'orogenesi alpina hanno provocato una diffusa fratturazione. Attraverso queste fratture si va in profondità, si incanala in profondità l'acqua meteorica, la pioggia, lo scioglimento della neve, eccetera, eccetera. In superficie di acqua rimane ben poco
l'acqua scorrendo in quelle fratture le allarga e le approfondisce, lavorando sia in maniera meccanica che chimica. Vediamo. Si producono quindi i fenomeni cosiddetti carsici, che in Cansiglio sono molto evidenti e sono molto frequenti, sia fenomeni carsici di superficie come doline. La stessa piana del Cansiglio è una grande depressione carsica. Le altre due depressioni minori, anch'esse di natura carsica, sono la Valmenera e la Cornesica. Al di sotto della superficie c'è un sistema di grotte, di inghiottitoi, di grotte, di gallerie, di pozzi. Il bus della Genziana, che vedremo fra un po', supera i 600 metri di profondità, e le acque che provengono dal Cansiglio vanno ad alimentare delle sorgenti che danno vita poi al fiume Livenza. La roccia quindi abbiamo detto è carbonatica, alle volte contiene delle inclusioni di selce, che vedremo dopo, qui sono importanti per l'uomo in epoca successiva, e lì vediamo dei fenomeni di carsismo superficiale sulla roccia in Alpago. Avanti, cerco di accelerare. Qui vediamo appunto l'ingresso del bus della Genziana e una cartina con le principali cavità carsiche della zona. Avanti. Essendo il Cansiglio formato a catino, nella parte centrale abbiamo un ristagno di aria fredda e quindi un ristagno di umidità con frequenti nebbie, e questa morfologia provoca dei fenomeni di inversione sia termica, e più freddo in basso che in alto, sia vegetazionale. Le specie più adatte a un clima freddo, diciamo di montagna più alta, le troviamo in basso sulla conca. Le specie come il faggio più adatte a un clima meno rigido le troviamo più in alto. E vabbè, adesso le luci non aiutano a leggere la foto, però in quella foto sarebbe evidente che in basso al bordo della piana troviamo la pecceta d'abete rosso e più in alto troviamo la faggeta. Avanti. Ecco, la faggeta del Cansiglio è stata una risorsa importante per la Repubblica di Venezia, che fin dal XVI secolo l'ha utilizzata come riserva di legname per il proprio arsenale. Era il gran bosco d'Areme di San Marco. I faggi erano utilizzati per realizzare i remi delle galee. Oggi il Cansiglio è foresta demaniale inalienabile. Avanti. Ecco, la foresta è composta da faggi in prevalenza, mescolati ad altre latifoglie, a conifere come l'abete rosso e l'abete bianco. Avanti. Alla fine del XVIII secolo, provenendo dall'altopiano d'Asiago, arrivarono dei gruppi di boscaioli cimbri, cosiddetti, di lontana origine germanica, che parlavano un dialetto alto tedesco e che vennero proprio in Cansiglio per fare il mestiere di boscaioli, e soprattutto nella stagione invernale a fare gli scatoeri, cioè producevano artigiani del legno, producevano queste bande, queste fasce sottili di legno con le quali venivano realizzati diversi oggetti di uso comune. Avanti. In Cansiglio è praticato anche l'allevamento del bestiame. Una particolarità: la Repubblica di Venezia consentì da un certo momento in avanti il pascolo, ma lasciando una fascia di rispetto di mezzo miglio dal margine della foresta. Ecco perché molte località in Cansiglio hanno questa denominazione ancora adesso di mezzo miglio. Avanti. Una particolarità sono le aree umide, alcune di origine semi-artificiale, qualcun'altra, poche, di origine naturale. Qui vediamo la foto dell'area umida di Pian di Valmenera. Avanti.
Ecco, nella foresta abita una importante popolazione di cervo, la cui consistenza però, ma qui Francesco che mi segue, se vorrà, potrà integrare benissimo, la cui consistenza negli ultimi anni viene controllata, diciamo, e ridimensionata dal ritorno di un grande predatore che è il lupo. Certamente gli allevamenti di bestiame hanno bisogno di ricevere protezione in maniera adeguata dalla presenza di questo predatore, ma Francesco magari ci dirà che il lupo, tutto sommato, quando può, preferisce il selvatico al domestico. Avanti. Ecco, su queste terre, a seconda dei periodi, quando il clima del momento lo consentiva, durante le stagioni migliori, le stagioni estive, venivano su gruppi di cacciatori-raccoglitori anche durante la preistoria. Sicuramente nel Paleolitico superiore, ma con tutta probabilità anche nel Paleolitico medio, e allora qui parliamo dell'uomo di Neanderthal. Molti scavi avanti hanno restituito testimonianze di presenza sia dell'uomo del Paleolitico che poi ancora del Mesolitico, sia qualche sparuta rara testimonianza dei neandertaliani in epoca precedente. Qui vediamo una foto di uno degli scavi che in questi anni sono in corso al Pian di Landro, curati dall'Università di Ferrara. Avanti. Importanza notevole ha la torbiera del Palughetto che ho citato prima, perché al di là della frequentazione umana durante il Paleolitico ha restituito dei record, diciamo, di testimonianze vegetali, polliniche per un lungo arco di tempo dalla fine dell'ultimo massimo glaciale in avanti, importantissime per ricostruire il paleoambiente della zona e anche come riferimento per la datazione anche di altre situazioni anche a livello europeo. Devo essere veloce purtroppo. Avanti. Infine è da ricordare che il Cansiglio è stato teatro di scontri durante la guerra di liberazione negli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale, e in Cansiglio trovò la propria base operativa una divisione partigiana e al di là degli scontri con gli eserciti della Repubblica Sociale della Germania nazista, ci furono anche degli episodi abbastanza ancora oscuri e molto tristi di infoibamento, diciamo così, di militari e forse anche civili nel bus della LUM, che è una delle cavità principali di Pian Cansiglio. Ecco, qualche sguardo veloce ai monti dell'Alpago, perché citiamo anche loro, con il Cimon del Cavallo, Cimon di Palantina, la cima più alta del gruppo è il Colnudo con 2471 metri. Avanti. Qui vediamo la Valle Antander, una valle bellissima, ancora evidentemente la vegetazione è ben diversa da quella del Cansiglio, e il Monte Teverone alle spalle appare il Colnudo. Io ho finito. Forse ho sforato di qualche minuto. Un po' sì, ma va bene. Grazie del suo intervento. Lascerei subito la parola a Francesco Mezzavilla, che ci aiuterà magari a conoscere qualcosa di più sulla fauna del Cansiglio, del territorio delle Prealpi venete. Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Ho così la possibilità anch'io di presentare alcune indagini svolte soprattutto in Cansiglio, ma anche altre nel Vittoriese. Mi premeva però anzitutto ricordare che insomma, io la figura di Denardi mi era poco nota. Penso di aver letto qualcosa riguardo il Cansiglio e l'Alta Via dei Silenzi, questo senz'altro.
Questo prete si inserisce in un contesto più ampio quando dalla metà del secolo scorso circa, anzi un po' meno, fino agli anni 60, all'interno dei seminari vescovili operavano una serie di preti particolarmente avvezzi, portati allo studio delle scienze naturali. Qui abbiamo Denardi, ma io che sono trevigiano non posso fare a meno di ricordare Don Saccon, ma soprattutto mi permetto di ricordare la figura di un altro prete noto a livello internazionale e a noi quasi completamente misconosciuto, che era Monsignor Zanandrea. Zanandrea era un prete che operava all'interno del seminario vescovile di Treviso e aveva la straordinaria capacità di studiare un gruppo di vertebrati, le lamprede, che sono una via di mezzo tra le anguille e i pesci, ma non sono dei pesci. Tanto è vero che lui ha scoperto la cosiddetta lampreda padana, a cui è stato dato il nome di lampreda Zanandrei, o Letenteron Zanandrei. È noto in tutto il mondo questo. Quando io così cercavo di ampliare le mie conoscenze, vedo che i maggiori esperti mondiali citano sempre Zanandrea, che era appunto un prete del seminario di Treviso e che io onestamente cito sempre e comunque. Al di là di queste osservazioni, le mie ricerche da ornitologo mi hanno spinto molto spesso a frequentare, anzi quasi completamente a frequentare il Cansiglio per periodi molto lunghi, quasi 40 anni di indagini. Le mie ricerche fondamentali hanno riguardato soprattutto i rapaci notturni e io vi presenterò qualcosa, cercherò di essere abbastanza veloce, perché i rapaci notturni sono dei buoni indicatori dell'ecosistema dove vivono. Avanti. Il Cansiglio, come vedete, è un'area particolarmente pregiata per la presenza di rapaci notturni e naturalmente sono, in particolar modo la civetta nana e la civetta capogrosso, che vi illustrerò dopo, sono degli ottimi bioindicatori ambientali. Avanti. L'importanza dei rapaci notturni in cosa consiste? Intanto, come vi dicevo prima, sono dei bioindicatori. Sono particolarmente sensibili alle modificazioni ambientali. In Cansiglio la tempesta Vaia, che sapete ha distrutto una parte del bosco, soprattutto la Pecceta, ha determinato una forte diminuzione dei rapaci notturni. Le specie che io studiavo sono quasi praticamente scomparse, esistono solo pochi esemplari, dopo approfondiremo. E proprio per questo le modificazioni ambientali determinano, in tempi anche particolarmente brevi, la scomparsa o la quasi completa assenza di specie. In particolar modo, per dire, tra Valmenera e Cornesega, dove era l'area clou di presenza della civetta nana, con circa una quindicina di coppie, sì e no, ne sono rimaste 3 o 4. Quindi una forte caduta, perché l'ambiente cambiando ha creato anche le premesse per la loro scomparsa avanti o comunque diminuzione. Le minacce a cui sono sottoposti i rapaci notturni sono intanto le modifiche dell'habitat, come vi ho detto prima, le varie forme di inquinamento, ma soprattutto, come vedete nella terza posizione, è l'impiego dei rodenticidi. I rodenticidi sarebbero quei veleni che noi comperiamo anche al supermercato e che sono fatti apposta per ammazzare i topi. I topicidi anche vengono definiti. I rodenticidi di prima generazione poi risolvevano poco il problema, sono diventati di seconda e poi di terza generazione, quelli più potenti. Cosa c'entrano i rodenticidi con i rapaci? Perché i topi che mangiano il veleno vengono a loro volta mangiati dai rapaci notturni e muoiono di avvelenamento secondario. Io cito sempre il caso della mia città, di Treviso, quando attorno alla seconda metà degli anni 90 avevamo in centro città la presenza di 4, forse 5 coppie di allocchi. L'allocco è un rapace notturno sostanzioso e dalle mie indagini ho potuto stimare che un allocco si ciba nel corso dell'anno, lui, la partner e i giovani, in media di circa 500-600 topi, che non è cosa da poco, non c'è veleno che riesca a fare il lavoro del genere. I rodenticidi immessi
tranquillamente, non nelle città ma anche dai comuni cittadini, hanno pian piano selezionato dei ceppi resistenti dei ratti, i famosi paltegani, andiamo a termini più comuni, che oramai se ne fanno un baffo dei rodenticidi e sopravvivono. Però quando noi abbiamo ammazzato i rapaci notturni non c'è più nessuno che riesca a ammazzare i topi. Quindi è una considerazione abbastanza pesante e abbastanza nota. L'altro fattore, lasciando perdere l'antropizzazione, è la roadkill, ossia gli animali, i rapaci notturni che muoiono lungo le strade perché vengono travolti dal traffico. Io da 30-40 anni, da quando è stata fatta l'autostrada Treviso-Vittorio Veneto, che la percorro almeno 30-40 volte all'anno, ho sempre fatto il conteggio dei rapaci notturni morti. Praticamente i primi anni ne contavo anche 5 o 6, 7, adesso non ne conto più, ma non perché non ci sono più rapaci notturni, è un ottimo bioindicatore. Andiamo avanti, lasciamo perdere il discorso dell'attività venatoria. Biologia e anatomia, sono quasi tutti cacciatori notturni. Il regime alimentare trofico è basato sui micromammiferi. Lì in alto vedete il risultato di una mia indagine. Quello è il fondo del nido di una civetta capogrosso che io ho pulito, e quelli sono i resti degli scheletri, soprattutto le mandibole, con i quali io faccio il conteggio di che cosa si sono alimentati. Cacciano soprattutto sfruttando l'udito e meno la vista. Fino a qualche anno fa si scriveva nei sacri testi, scusate, sacri, no? In senso generico, non voglio. Mi è sfuggito. Mi è sfuggito. Nei testi dei più grossi ricercatori si diceva che i rapaci notturni avevano una visione particolare perché vedevano anche di notte. In parte ho potuto confutare questa affermazione, perché quando io e l'amico Saverio Lombardo, con il quale facevamo le ricerche, tra l'altro Saverio era purtroppo, ahimè, un vostro concittadino, probabilmente qualcuno di voi l'avrà anche conosciuto, è scomparso purtroppo alcuni una decina di anni fa circa. Quando andavamo sotto il nido di notte arrivava la civetta che doveva entrare nel nido e sbatteva sui rami da una parte all'altra perché non ci vedeva. Invece l'udito serve perché si mettono in appostamento e ascoltano dove viene il rumore dei topi che si muovono a terra, con un sistema particolare di formazione del cranio, che lì magari non si vede tanto, però i due fori auricolari sono sfalsati uno rispetto all'altro e riescono a fare una specie di triangolazione e capire da dove arriva il rumore emesso dal topo. Si buttano giù, lo catturano, non sempre, hanno 2-3 probabilità su 10 attacchi, ma insomma quando lo catturano riescono a fare la loro parte. E naturalmente la loro sopravvivenza dipende dalla disponibilità di prede, che sono quasi sempre i micromammiferi, ossia roditori, topi di vario tipo. Avanti. L'alimentazione, ecco qua l'alimentazione quasi sempre dei rapaci notturni. In alto abbiamo un'arvicola rossastra, attirata con del mais, chiaramente, perché ci veniva a pochi metri da dove eravamo posizionati. Sotto a destra abbiamo un apodemus, un topo selvatico, e sotto abbiamo un insettivoro, un topo ragno. Naturalmente, secondo punto, vedete, la loro presenza, ossia la presenza dei rapaci notturni, è regolata spesso dalle disponibilità trofiche. Ossia, se ci sono tanti topi, nidificano in maniera molto abbondante. In Cansiglio, in presenza di pullulazione di topi, ma non solo in Cansiglio, anche nei nostri colli qua vicino, i rapaci notturni si riproducono in maniera più abbondante. Invece che di deporre 1 o 2 uova, ne depongono anche 6, 7. E la cosa più singolare, che mi pregio di aver scoperto io personalmente assieme all'amico Lombardo, è che le pollulazioni dei topi dipendono dalle fasi di pasciona. Le fasi di pasciona avvengono quando ogni 3, 4, 5, 6, 7 anni adesso il faggio e l'abete rosso producono un'abbondanza di coni, di semi, di pigne, ossia di semi. I semi cadono a terra, i topi li mangiano, si riproducono in forte quantità e naturalmente chi li mangia, i rapaci notturni, aumentano di numero. Avanti.
una breve excursus praticamente di sistematica. Abbiamo la famiglia, l'ordine è quello dei strigiformi, abbiamo un unico appartenente alla famiglia dei titonidi, il barbagianni, e poi tutti gli altri sono gli strigi di civetta nana, civetta capogrosso, assiolo, gufo comune, gufo di palude, alloco dei urali e gufo reale. Gli asterischi che vedete vuol dire che sono specie di allegato 1 del direttivo uccelli, che sono particolarmente protetti e particolarmente adatti a opere di gestione, attività di gestione che permettano loro di aumentare la popolazione. Vado avanti veloce, tanto per vederli ognuno. Questo è un barbagianni, sotto il nome dell'autore che ha fatto le foto. Molto spesso i rapaci notturni soffrono anche non solo del roadkill, ossia dell'uccisione lungo le strade, ma anche degli impatti con i fili della corrente elettrica, oppure con le opere dell'uomo. Qui vedete un barbagianni che è rimasto incagliato e probabilmente non sopravvive. Avanti. La civetta nana, un strigiforme di queste dimensioni, più o meno nana proprio perché è piccola, è una specie boreo-alpina. Boreo-alpina vuol dire caratteristica delle aree boreali, quindi fredde. In Cansiglio si trova anche quello che è rimasto esclusivamente nel piano di Valmenera e soprattutto di Cornesega, dove, come diceva prima Giuseppe, le temperature invernali sono molto molto rigide e somigliano particolarmente alle temperature dell'area boreale, quindi della Scandinavia, dove esistono ricercatori. Avanti. Questa invece è la civetta comune, quella che abbiamo anche qui attorno alle nostre campagne, anche se lei è diventata meno presente rispetto al passato. Avanti. E poi questa è la mia carissima civetta capogrosso, nel senso che questa è stata la mia specie target che ho studiato per circa 30-33 anni in Cansiglio. Quindi un periodo molto lungo di indagini che mi ha permesso di comprendere abbastanza in maniera puntuale la dinamica di popolazione di questa specie. Andiamo avanti, rimane sempre la stessa specie, perché la dinamica di popolazione, come potete vedere, è legata alle fasi di passione del faggio. Le fasi di passione del faggio sono quelle segnate con l'andamento celeste, diciamo così. Le fasi di maggior produzione della civetta capogrosso sono quelle segnate con il grafico in rosso. Quindi cosa vuol dire? Novembre, dicembre di un anno avviene la passione. Tantissimi semi nella foresta. L'anno successivo la civetta capogrosso, praticamente 5-6 mesi dopo, si riproducerà in maniera espansiva, non in centinaia di coppie, però invece che produrre 2, 3, 4, 3 nidi, in tutto il Cansiglio ne avevamo almeno 7-8. Dimenticavo di ricordare che le ricerche in Cansiglio sono state fatte su nidi artificiali che avevamo posto all'interno della foresta, che noi andavamo a controllare. La cosa singolare è che ad esempio quest'anno, anzi sono 3-4 anni che non abbiamo più passione, difatti non abbiamo più nidificazioni. Quando arriverà la passione, quindi è previsto quando noi andremo a censirla, sappiamo che di conseguenza 5-6 mesi dopo ci sarà un apice di queste produzioni, di queste nidificazioni. Questo mi ha permesso anche, assieme sempre all'amico Lombardo, che è quello che vedete lì, a fianco del nido artificiale che avevamo noi, dall'altra parte abbiamo il fondo del nido, in alto la specie. Abbiamo quasi 30 anni di controllo, prima lui e poi adesso da solo, ma insomma controlliamo le fasi di passione monitorando il quantitativo di semi. Questo mi ha permesso di entrare in contatto con un gruppo di lavoro a livello europeo, diciamo controllato e diciamo coordinato da alcuni importanti universitari forestali dell'Università di Potsdam in Polonia, con il quale collaboro e stiamo studiando le variazioni negli anni, anche perché il faggio del Cansiglio, ma il faggio di gran parte del suo areale meridionale, è previsto che probabilmente nell'arco di 100 anni, non dico che scomparirà, ma probabilmente si ridurrà moltissimo a causa dei cambiamenti climatici, a causa delle modificazioni
climatiche che incidono sulla presenza di questa importante pianta. Cosa potevo dirvi ancora? Ecco, tutto qua, andiamo avanti, passiamo alla specie successiva, vado veloce. La foto in alto che vedete è una mia pessima immagine fatta nel mio giardino. Quella è la cavità di una mia cassetta nido e lì dentro c'è un assiolo. L'assiolo è un piccolo rapace notturno, è l'unico che migra dall'Europa, va in Africa a svernare e poi ritorna dalle nostre parti. È presente anche nel Vittoriese, è presente in diverse aree del Veneto e dell'Italia settentrionale. È una delle poche specie che si ciba, invece che di topi, si ciba di insetti, soprattutto di farfalle notturne. Andiamo avanti. Il gufo comune è una specie altrettanto importante, è arrivata da noi, ha avuto un apice negli ultimi 20-30 anni, adesso pian piano si sta assestando. È una specie particolarmente bella, interessante. La caratteristica del gufo comune è quella di creare delle concentrazioni dei dormitori, soprattutto invernali, composti anche da 20-30 individui, tutti assieme, che poi cacciano attorno. Dimenticavo di dirvi che i rapaci notturni ingoiano le prede quasi sempre intere, quindi il topo se lo buttano giù completamente intero, digeriscono tutte le parti molle e poi prima di ritornare a alimentarsi ancora espellono dalla bocca, buttano fuori le borre. Le borre sono dei piccoli, vedete lì sotto, blocchetti composti da pelo e ossa. Dallo studio delle borre ho potuto capire qual è l'alimentazione dei rapaci notturni. Andiamo avanti, sto quasi terminando. Questo invece è l'alloco, una specie molto comune, abbastanza comune, e diffusa sia in montagna che in pianura. Quindi, come vi dicevo prima, in città a Treviso avevamo 4 o 5 coppie di alloco che si sono completamente estinte. In Cansiglio in media abbiamo 3, 4, 5, massimo 6 coppie di allocchi, li avevamo monitorati tutti e variano negli anni. Sotto vedete un nido, è una specie abbastanza grande di queste dimensioni, quindi è un buon predatore, si trova spesso anche all'interno dei centri urbani, probabilmente, anzi quasi sicuramente a Vittorio Veneto ne avete qualcuno all'interno del parco Papadopoli e comunque nelle aree boschive. Avanti. Sì, non mi soffermo oltre perché il tempo è quello che è. La specie più singolare di tutte, perché è arrivata attorno al 2000, è l'alloco degli Urali. Prima non l'avevamo, non c'era stata testimonianza, finché una sera l'amico Saverio in Cansiglio l'ha sentito al canto e da allora, era il 1998, fino adesso, perché c'è ancora una coppia, probabilmente qualche altro esemplare. È il più grande, uno dei più grandi, arriva a queste dimensioni qua, è un super predatore. Singolare la storia dell'alloco degli Urali, come vedete l'immagine a destra, quello lì è un esemplare catturato nel valico montano del Pizzoc sull'attività di inanellamento che fanno i miei amici, è stato inanellato e paradossalmente è andato a morire sul Montello a casa di uno di quei ragazzi che lavorava lì sopra. È un caso veramente straordinario, del tutto particolare. Probabilmente in Italia è un areale molto ristretto, il Cansiglio rappresenta il margine più occidentale. Probabilmente tra il Friuli e il Veneto non abbiamo più di 10-15 coppie di questo esemplare. È abbastanza singolare la storia, perché l'abbiamo approfondita e poi abbiamo finito, perché l'alloco degli Urali è tra i rapaci notturni quello per il quale praticamente non esiste divorzio. Il 98% delle coppie sono coppie fisse e durature per tutta la vita, mentre per gli altri uccelli invece è una cosa abbastanza particolare. Questo ce l'ha raccontato durante un convegno di ornitologia che ho organizzato io a Treviso, quando avevo invitato un ornitologo finlandese, precisamente Saurola, che studiava la specie e ci ha raccontato tutta la storia. L'ultimo, e poi abbiamo finito, questa è il rapace più grande e questo mi collega direttamente al Vittoriese. Questo è il gufo reale, il più grande di tutti, 80 cm di altezza,
una grossa apertura alare, un super predatore. Perché mi collega al vittoriese? Perché sempre con l'amico Saverio Lombardo avevamo sotto controllo un nido qua sui colli qua vicino, che però purtroppo non c'è più perché, ahimè, scusatemi, ma l'espansione del vigneto è arrivata fino in prossimità della sua area di caccia, e quindi, però ce n'è ancora qualche esemplare avanti. Sto finendo. Naturalmente, ultime considerazioni. Una volta i rapaci notturni erano tenuti in grande considerazione, soprattutto fino ai tempi dei Romani e in precedenza addirittura degli Egiziani, perché tutti si stupivano di questi animali che cacciavano di notte al buio. Attualmente noi sappiamo bene come funziona il sistema, ma però il problema più grosso per noi adesso è quello di salvaguardarli. È importante. Concludo presentandovi, purtroppo questa sera non sono riuscito ad averne copia, la pubblicazione che ho fatto grazie all'editore De Bastiani, che tra l'altro è un vostro concittadino, che sarà anche a voi, molti di voi noto, appunto sui rapaci notturni del Triveneto, che è comunemente ritrovabile in libreria. Basta, con questo ho finito, ricordando l'ultima frase: a noi spetta la loro salvaguardia, perché sono importanti bioindicatori. Grazie. Grazie mille. Il consiglio, la fauna, in modo particolare l'ornitologia, ed ora lascio la parola a Veronica Borsato. Veronica, vuoi vederla tu la presentazione o te la faccio io? Fai tu poi. Okay. Allora la prima, per favore. Sbagliato. Ti ho perso. In alto a sinistra. Museo Don Quella Antonio. 12-12. Sì, Ecco. allora era giusto. Benissimo. Buonasera a tutti, sono felicissima di essere qui con voi questa sera. Sono stata invitata dalla direttrice del museo, la dottoressa Camerin, che ringrazio tantissimo, a parlare di Don Antonio, e lo farò esponendo ricordi e considerazioni dalla mia personalissima esperienza di ex allieva e prima collaboratrice al suo progetto di raccolte naturalistiche, cioè il suo museo. Dunque ricorderò Don Antonio come insegnante e come studioso. Ho scelto come prima immagine delle mie slide la Val Salatis. Questa è recente, dell'anno scorso. L'ho scelta per dedicarla proprio a Don Antonio, perché lui amava tantissimo questa valle e, come vedremo dopo, l'ha messa nella copertina del suo libro di geologia del Cansiglio Cavallo. Ho conosciuto Don Antonio nel lontano 1976, è stato il mio insegnante di scienze e chimica in terza e quarta superiore all'Istituto Magistrale Santa Giovanna d'Arco. La sua passione e la sua preparazione scientifica mi hanno fatto innamorare della natura, tanto da portarmi alla laurea in scienze naturali prima, in scienze biologiche poi e infine al dottorato di ricerca in biologia ambientale. E ancora credo che non sia finita la mia storia. Negli anni in cui studiavo all'università, lui era vivo e mi è sempre stato molto vicino, aiutandomi quando avevo bisogno della sua cultura scientifica. Bastava che gli telefonassi e gli dicessi: Don, guardi, non ho proprio capito questo argomento, per favore me lo potrebbe spiegare? E lui me lo spiegava. Dove lo trovi un prof così? Nella mia professione, ho fatto anch'io la prova di scienze, ho sempre avuto lui come esempio da emulare. Spiegazioni in classe chiare e precise, mai troppo lunghe, osservazione dal vero di campioni naturalistici e visite guidate in ambienti naturali. Prego, vai avanti. Ah, ecco, ci siamo. Ecco alcune immagini della mia classe e di quella parallela in escursioni naturalistiche preparate e guidate da Don Antonio. Anche le foto sono sue originali. Qui siamo all'osservatorio astronomico di Asiago nel lontano 76, le mie amiche qui in classe si riconosceranno, prego. Qui siamo alla frana del Vaillant ad aprile 77,
Lui era un forte studioso e ha dato molti contributi scientifici allo studio di questo fenomeno franoso. Prego. Qui siamo a Casso, ci ha portato a vedere il paese come era ridotto dopo la frana. Prego. Qui siamo nelle colline del Vittoriese a caccia di fossili e di rocce terziarie. Basta così. Ma il regalo più inaspettato che mi ha fatto e che ancora adesso mi fa sorridere al solo ricordo è stato quello di permettermi di affiancarlo fin dal 1983 nei lavori di recupero e di allestimento del Museo di Scienze Naturali. Don Antonio però preferiva chiamarle raccolte naturalistiche. Questo museo si trova qui appunto in seminario, poi ve ne parlerà la dottoressa Camerin. Ho respirato chili di polvere e odori non proprio piacevoli, ma mi sono divertita come non mai a pulire, determinare, etichettare i vecchi reperti e ordinarli nelle vetrine. Con la grande cultura di Don Antonio i dubbi via via si chiarivano e il lavoro procedeva tranquillo. Don Antonio era la mente, ovviamente, e io un semplice braccio, e gli sono stata e gli sarò sempre grata per avermi permesso di affiancarlo in quel bellissimo lavoro, per il quale il tempo non mi bastava mai e che ho svolto con vera gioia. Io non ho fatto foto di quei periodi perché non si usava molto come adesso che si fotografa tutto, però vi presento alcune immagini della mia agenda, quella che usavo come diario di bordo e in cui annotavo tutto quello che veniva fatto. Così potete anche voi ripercorrere, ovviamente velocemente, il cammino che Don Antonio ha intrapreso e che lo ha condotto all'allestimento del museo che poi potrete andare a visitare. Prego. Ecco, l'inizio. L'inizio è stato sabato 10/9/83. L'avventura è cominciata lì, quella di trasformazione. Da una tanica di formalina. Pensate un po', dovevamo preparare la soluzione, no? E lì ci sono le dosi, 1/3 di soluzione al 30% di formalina e 2/3 di acqua. Fasi: apertura vecchi barattoli, togliendo dal tappo la paraffina che li chiudeva, lavaggio con detersivo, nuova soluzione di formalina, immersione del campione. E dove facevo tutta sta roba? Qui nei bagni, vicini al museo. Indossavo i guanti, le mascherine allora neanche esistevano, cioè non ci si pensava, esistevano sicuramente in campo medico, ma non ci pensavamo proprio. E ricordo benissimo che al tatto tutti i campioni erano gomma, proprio gommosi, non duri, non rigidi, ma una consistenza veramente non molto piacevole, però io mi divertivo lo stesso. E poi alla fine, vedete, il risultato è questo: barattoli lavati con la scritta in inchiostro di china per non perdere l'indicazione dell'oggetto in sé, e poi anche con la scritta in basso per rendere ancora più esplicativo. Prego. Guardate lì cosa c'è scritto: passare il colore nero sulle unghie dell'aquila reale. Poi c'era coda della pesciaiola, mi ricordo ancora stava cadendo, bisognava incollarla, e sistemare l'occhio al tuffetto. E usavo i colori non solo per le unghie dell'aquila reale, ma anche per sistemare tutte le tavole di anatomia vegetale, vedete, e anche la raccolta di funghi, di campioni di minerali e così via. Quindi lavoravo di pennello. Però alcune cose non le potevo fare perché ci voleva uno specialista. Prego. Infatti è stato chiamato un tassidermista molto noto in tutta Italia, ma un vittoriese, il signor Gino Bressan, che si è occupato dei mammiferi e degli uccelli e ne ha fatto dei veri capolavori, tirando fuori da campioni che erano impolverati e anche un po' tanto rovinati, tirando fuori dei bellissimi esemplari. Prego. E per quanto riguarda i minerali e le rocce, erano tutti avvolti in carte molto vecchie e io mi mettevo vedete, i pizzetti proprio con la scrittura di Don Antonio, vedete, quelli sono con la sua calligrafia, per non perderli, e poi li dovevo ricopiare, quindi lavavo quello che potevo lavare o col pennello spennellavo e il risultato era il campione pulito, con poi rifacevo
l'etichetta, vedete, o a mano oppure a macchina, ma portarla sulla macchina era un po', la macchina da scrivere intendo, perché non c'era il computer, era un po' fastidioso e quindi si faceva un po' a mano, un po' a macchina. Prego? Ecco, oltre che parlando, noi comunicavamo anche attraverso bigliettini, perché Don Antonio era pieno di impegni, io a dire la verità lavoravo e poi alla fine avevo anche una bambina piccola e quindi ci mettevamo i biglietti. Guardate questo, vasi di vetro sulla finestra in fondo, allora io sapevo cosa dovevo trovare. Oppure, non sono riuscito, è scrittura del Don, è questa, proprio sua. Non sono riuscito a trovare il diamante per i vetri, come pure a mettermi in contatto con il signor X. Non trovo il numero telefonico, bisognerà passare da casa sua. Prego. Ecco, questi sono gli schemi che preparava il Don, questa è sempre la sua scrittura, per dire la collocazione dei campioni nelle varie vetrine. Vedete, c'è l'ordine dagli animali più semplici a quelli più complicati e la disposizione delle vetrine della sala di zoologia. Prego? No. Vabbè, aspettate un attimo, questa è la prossima. Puoi tornare anche indietro oppure lasciare qua che fa lo stesso. Col suo modo di intendere la vita, Don Antonio mi ha insegnato ad impegnarmi in modo redditizio e insieme divertente, che mi lasciava pienamente soddisfatta e che non mi ha mai fatto rimpiangere i passatempi comuni alle persone della mia età: televisione, bar, ristoranti, discoteche, partite e così via. E ancora oggi seguo questa direzione. Se per me funziona, perché dovrei cambiare nonostante l'età? Un altro aspetto delle molteplici attività di Don Antonio è stato quello di autore, prego, di numerosi scritti di carattere scientifico, chiari, sobri, essenziali, accompagnati da belle immagini e foto di cui era autore. Anche questi hanno influenzato il mio futuro di persona dedita alla ricerca e alla divulgazione. Ecco qui le copertine di 2 delle sue opere scientifiche. Lì vedete la copertina del bellissimo testo che non ha avuto più uguali in questa zona sul Cansiglio Cavallo. In alto verso sinistra vedete la Val Salatis. Voi vedete che lui la foto la fa dall'alto della Val Sperlonga, cioè vicino al rifugio Semenza. Questa invece è la copertina di un bellissimo testo, unico tra l'altro, sul clima di Vittorio Veneto. Episodi da raccontare, spazio e tempo permettendo, ne avrei tanti, e da tutti risulta il seguente, mio personale, ritratto di Don Antonio, un docente che ha saputo trasmettere ai propri allievi un amore vivissimo per ciò che insegnava, un collezionista scrupoloso e preciso di reperti naturalistici, un appassionato della cultura in senso lato e della vita, nei suoi aspetti più veri e profondi, un amico sempre disponibile ad aiutare e a condividere gioie e fatiche. Ancora oggi, per me, il Don è vivo nei miei pensieri e se sono qui stasera è per rendergli omaggio, grata di tutto quello che mi ha dato in vita e anche dopo la morte, pensate un po', in modi davvero incredibili. Prego, la prossima e ultima. Ecco. E se finora ho parlato del passato soprattutto, anche se il Don, ho detto, è vivo dentro nella mia memoria, l'ultima slide è dedicata al futuro. Il museo è disponibile per tutti, ma soprattutto per le giovani generazioni. Un grazie di cuore veramente molto commosso anche a Don Antonio e anche alla direttrice Monica Camerin, perché sta facendo un bellissimo lavoro su questo museo che è un vero gioiello per il vittoriese. Grazie. Dottoressa Monica Camerin, che è qui alla mia destra, responsabile del Museo di Scienze Naturali Don Antonio De Nardi, alla quale ora lascerei la parola per tirare le conclusioni, ma mi permetti prima di dire una cosa molto velocemente, perché pensavo questa sera abbiamo reso omaggio a Don Antonio, abbiamo percepito la sua preparazione, la sua cultura per quanto riguarda queste materie scientifiche di cui era appassionato. Credo che la differenza alla fine in tutti i campi la fa quanto una persona si lascia appassionare
da quello che è l'ambito in cui vive, di cui si occupa. E Don Antonio è stata una persona appassionata sia nell'ambito del suo ministero sacerdotale, sia nell'ambito dell'insegnamento, sia nell'ambito delle ricerche e delle indagini. Credo che questo sia un insegnamento prezioso per tutti noi, per chiunque abbia una responsabilità in qualche ambito. Si diventa significativi nella misura in cui si è appassionati per quello che si fa. Un'altra cosa che mi viene da dire, sarebbe interessante magari in un'altra occasione fare un convegno sul ruolo che ha avuto e che ha il seminario nella formazione culturale di tante persone, perché sacerdoti, seminaristi o persone che sono passate attraverso il seminario di Treviso e di Vittorio Veneto, che hanno lasciato un contributo importante nel territorio, cioè, mi pare che siano piuttosto numerose, quindi, ma questo potrà essere un altro convegno in un altro momento. Detto questo, Monica, a te la parola. Ti lascio in questo microfono. Sì, grazie. Buonasera a tutti. Allora, sono state dette veramente tantissime cose. Mi premeva dire un'altra cosa per chiudere. Questa è una rassegna e questa panoramica che sono state fatte su Don Antonio. Don Antonio, tra le varie caratteristiche che aveva, qui lo vediamo in alcune immagini che abbiamo trovato all'interno del seminario, non c'era solo quella di amante della montagna, ma anche di amante della fotografia. Appunto, qui sono foto scattate anche da lui, qui lo vediamo nella sua posa caratteristica, ma appunto qui vediamo la sua macchina fotografica e difatti anche nell'immagine che abbiamo scelto per l'invito c'è lui con la sua macchina fotografica. Fotografia della montagna, che lui amava profondamente, ma anche fotografia in generale della natura, di ogni piccolo particolare che lui coglieva. Guardate l'immagine di questa ragnatela, per esempio. Pertanto abbiamo deciso, assieme al rettore del seminario, per ricordare ancora la sua figura, di lanciare l'anno prossimo un concorso fotografico a tema naturale, aperto a tutti, in particolar modo per le scuole, in modo appunto da ricordarlo in un altro modo. Detto questo, non starei a dilungarmi tantissimo perché veramente la serata è stata lunga. Sì, perché Don Alessio mi fa già dei cenni. No, siamo giusti nei tempi. Come avete detto, io forse immeritatamente ho raccolto e mi è stata affidata la sua eredità, quindi il Museo di Scienze. Non credo di avere le sue capacità e le sue caratteristiche, e non lo starò a presentare adesso perché dopo siamo invitati a vederlo, quindi veramente vi invito a vederlo perché è bellissimo. Dico solo che quello che sempre mi è premuto quando mi è stato affidato il Museo di Scienze è stato questo, di continuare la passione educativa che aveva Don Antonio, di portarla avanti, e quindi cerchiamo veramente di lavorare molto con le scuole, con i ragazzi, con i bambini, proprio perché questo scrigno naturalistico che mi è stato affidato consente loro di mostrare la bellezza della natura in tutti i suoi aspetti. Semplicemente questo. Quindi se Don Antonio mi ha lasciato qualcosa, se posso portarlo avanti, cercherò di farlo con tutte le mie capacità. Un attimo, ringrazio veramente di cuore tutti quelli che hanno parlato questa sera e c'è un piccolo omaggio che consegniamo a tutti i relatori. Ci sono dei balletti adesso molto solerti, sentono nelle quinte. Allora, alle due relatrici Consegno io. Grazie, molto gradito, grazie, molto gradito, grazie, bellissimo. Questo è per il nostro moderatore, che nessuno ha ringraziato abbastanza. Adesso. Ringraziamo I santi bevitori. il professor Mezzaville e il professor Borziello con del vino locale. Confesso di non essere ancora. Benissimo allora. Professor Caberlotto e Monsignor Graziano. Ringrazio veramente tutti per la pazienza e l'attenzione e vi invito a salire al museo. Al museo. Buonasera a tutti, arrivederci.
State fermi. Grazie. Provate.